Una partita da non sbagliare da nessuna delle due parti, perché c'è chi vuole dare continuità e c'è chi invece i primi punti deve ancora farli. Amici di Sportisili, ben trovati dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Questa è Don Carlo Misilmeri Casteldaccia, quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. La doppietta, tra l'altro 2 grandi gol all'Ilardo di Lascari, la battuta sul secondo palo, colpo di testa di Ricciulli, a vuoto Manra che viene graziato, va Gambino verso l'area, colpo di testa di Romano, poi Sferruzza ci prova, palla che arriva a Graziano, respinta ancora Graziano, respinta 2 volte, ci riprova, la palla rimane lì di Salvo. Allora occhio alla ripartenza del Casteldaccia con Sferruzza che prova ad accelerare, lo insegue Cernia, scarico allora per Graziano in 1 contro 1 con Capozzucchi, cross sul secondo palo, Mocciaro di Salvo, nega il gol al Casteldaccia, grande intervento, mettere tranquillità a una squadra che comunque non sta giocando con troppa tensione addosso. Qui Graziano ci prova, di Salvo, secondo volo della sua partita. Tripoli, la girata con l'anticipo di Pucci, poi Spampinato per Graziano che aggancia l'ex di Favare, Athletic Club Palermo. Spampinato, perde una brutta palla e allora corre Tripoli, corre con lui Abate, Tripoli, ingresso in area, calcio di rigore, l'entrata di Abate su Tripoli. Ed è ancora il capitano a battere, fischia l'arbitro, Cernia contro Marra, la rincorsa è il destro a spiazzare Marra, avanti la Don Carlo che soffre ma sblocca la gara ancora col suo capitano. Tripoli rientra in tempo dal fuorigioco, Tripoli contro Spampinato, propone il cross che viene deviato, arriva la Vardera, il tocco per Ricciulli, la paratona di Marra, calcio d'angolo. Camiolo, Arcoleo, verticale ancora per il suo terzino che va sul fondo, mette in mezzo Graziano, si divora davanti a Di Salvo la palla del pareggio. È bravo Spampinato a chiudere, poi Ricciulli si gira, c'è Cernia che può ricevere, Cernia riceve e calcia! Che gol ancora di Stefano Cernia, gran destro da fuori e 2-0 Don Carlo è ancora davanti alla sua gente. Stefano Cernia, Muzzo, poi di testa Cernia sulle spalle di Abate, Sferruzza, controllo orientato, ancora Sferruzza al limite, va col destro, blocca senza grossi problemi Di Salvo. Cernia, la Vardera cerca luce per una giocata, Ricciulli si muove tra le linee per servitor, c'è anche Mendola davanti a lui, Mendola e Ricciulli prova a buttarsi nello spazio il 20 che vince il rimpallo, Mendola! E il 3-0 della Don Carlo, in gol anche Luigi Mendola, allunga la squadra di Napoli. Mano che serve la Vardera, questa volta Tripoli la lascia scorrere, la Vardera può correre, la Vardera da uno sguardo al centro la mette sul secondo palo, Ricciulli col colpo di testa in controtempo, Joao Ricciulli la mette per il 4-0, cala il poker prima dell'intervallo, la Don Carlo Misilmeri. La Vardera con la palla tesa in mezzo, Prestigiacomo rimane da Tripoli che calcia, blocca Marra. Pucci per Graziano, ora Camiolo, Fuschi. Cerca luce addirittura per il tiro, lo va a tentare Di Salvo, un po' sorpreso, la mette comunque in angolo. Calongo di passare, non ci riesce. Poi Mocciaro per Sferruzza, dialogano i due, tocco per Mocciaro, ingresso in area, Mocciaro, calcia male. Pellegrino fa scorrere il pallone oltre la linea laterale, il fallo laterale sarà per il Casteldaccia, ma il direttore di gara dai 3 fischi pone fine alla partita. Don Carlo Misilmeri, forza 4, 4 sono i gol al Casteldaccia, 4 sono le vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia per la squadra di Napoli, rimane invece a 0 la squadra di Tarantino.